TG Sicilia e i titoli del nostro telegiornale. Ponte sullo Stretto, il TAR dichiara inammissibili e respinge i ricorsi degli ambientalisti contro la costruzione della grande infrastruttura. I sindaci dell'ANCI Sicilia riuniti a Niscemi per dare sostegno alla comunità colpita dalla frana chiedono lo stop a IMU e Tari per le famiglie che hanno perso la casa e le aziende. Montagamastra nel Messinese resta isolata dopo l'ultima ondata di maltempo. A Catania le strade sono danneggiate e piene di buche a causa dell'ultima pioggia. L'ex presidente di Confindustria, Antonello Montante, non tornerà in carcere, pena ulteriormente ridotta con il concordato in appello, è accusato di corruzione. Catania delusa dopo la mancata elezione a Capitale della Cultura 2028. Vince Ancona, l'amarezza del sindaco trentino che scrive: il percorso intrapreso non si ferma. A Pasqua torna il Sicilia Express contro il caro voli. Studenti e lavoratori fuori sede potranno tornare a casa con il treno speciale promosso dalla regione siciliana a costi calmierati. Calcio, il Catania ha presentato William Viali, il nuovo allenatore rossazzurro, ha già mostrato di avere le idee chiare sul calcio che vuole dalla sua squadra per questo finale di stagione e in vista dei play-off. Ancora buonasera, allora lo avete sentito dai titoli, il ponte sullo Stretto in apertura, il TAR ha respinto il ricorso degli ambientalisti e dei comuni di Villa San Giovanni e di Reggio Calabria che avevano bloccato l'infrastruttura. Il servizio di Francesco Triolo. Nuovo capitolo nella vicenda del ponte sullo Stretto di Messina. Il TAR del Lazio ha infatti dichiarato inammissibili i ricorsi presentati dal comune di Villa San Giovanni, dalla città metropolitana di Reggio Calabria e da alcune associazioni ambientaliste contro il progetto dell'opera. I ricorsi riguardavano il parere favorevole alla valutazione di impatto ambientale e gli atti successivi del governo. Secondo i giudici però si tratta di passaggi intermedi del procedimento e non di atti che producono effetti diretti sui territori, una decisione che di fatto conferma il ruolo del CIPES nella valutazione finale della compatibilità ambientale di una infrastruttura considerata strategica a livello nazionale. Dal comune di Villa San Giovanni arriva però una precisazione: la partita non è chiusa. L'amministrazione sottolinea infatti la possibilità di impugnare la delibera del CIPES che approva il progetto definitivo, atto che tra l'altro al momento non è ancora efficace perché la Corte dei Conti non ha concesso il visto di legittimità. Il confronto sul ponte dunque resta aperto tra battaglie legali e decisioni ancora da definire. Adesso andiamo a Niscemi dove si è riunita l'ANCI Sicilia, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, per fare fronte comune per dare sostegno immediato alla popolazione colpita dalla frana. Il servizio di GR Italia. Un abbraccio istituzionale ma anche un segnale operativo. A Niscemi, dopo la frana che ha segnato il territorio nelle scorse settimane, i sindaci siciliani si sono riuniti nella sala consiliare per portare solidarietà concreta alla comunità colpita. Una presenza, quella di ANCI Sicilia, che va oltre il simbolo, sopralluoghi nelle aree danneggiate e confronto diretto con l'amministrazione locale per valutare l'entità dell'emergenza. Dal campo emerge già una richiesta precisa. Abbiamo proposto intanto di bloccare il pagamento dell'IMU e della Tari nelle abitazioni bloccate dalla frana e dall'altra parte abbiamo proposto di emendare e quindi di trasferire al comune di Niscemi le risorse perse per il mancato pagamento di IMU e di Tari, quindi salviamo il bilancio da una parte ma evitiamo che i cittadini che hanno perso la casa debbano essere inseguiti per il pagamento dei tributi. E proprio da Niscemi parte una proposta che guarda oltre l'emergenza, il manifesto per la restanza. Un'alleanza di tutte le forze produttive, sociali, economiche, della ricerca della Sicilia che possano insieme elaborare proposte concrete per affrontare quello che è un tema enorme, il tema di provare a fare restare i giovani. Sappiamo che è difficile, ma con l'unione di tutte le forze politiche e sociali possiamo riuscire a farcela. Un messaggio chiaro: dalla crisi si esce facendo squadra tra istituzioni e territori per evitare che tragedie come questa si ripetano e per dare nuove prospettive a chi resta.
E dopo l'ultima ondata di maltempo si contano i danni. Il paese più colpito è quello di Motta Camastra, nel Messinese, che resta isolato per il crollo di una strada. Altri danni in altre località come Savoca e poi in altre zone sempre del Messinese. Al lavoro i vigili del fuoco, il servizio di Roberta Lunghi. Il maltempo delle ultime ore ha lasciato il segno nel Messinese, dove le piogge hanno aggravato la fragilità del territorio. È emergenza a Motta Camastra, dove una frana ha letteralmente spezzato in due l'unica arteria principale di collegamento con il paese. Il cedimento improvviso di un muro di contenimento ha fatto collassare circa 40 metri della strada provinciale 6, lasciando il centro abitato in condizioni di isolamento critico. Oggi si passa soltanto da una strada alternativa stretta e precaria, inadatta ai mezzi di soccorso e ai collegamenti essenziali, una situazione che preoccupa il primo cittadino. La cittadina si è un po' preoccupata perché lei si immagini l'accesso ai vigili del fuoco al momento è impedito se ci fosse un'emergenza di questo tipo, e quindi come facciamo ora nei prossimi mesi? Ora andiamo verso l'estate, quindi problema incendi. Residenti in allarme, così come gli insegnanti fuori sede, che hanno paura di raggiungere il posto di lavoro. Mi ha chiamato ieri sera la presa dicendo che sono in allarme, però io gli ho assicurato che questa strada già 2 anni fa, quando ci fu l'altro evento, è stata utilizzata per gli insegnanti, e quindi non capisco il motivo perché devono sempre evitare di venire a Motta perché hanno il loro lavoro qui. A Savoca, sempre nel Messinese, nel centro storico una frana ha reso necessaria la chiusura dell'area interessata con accesso vietato per motivi di sicurezza. Dal tardo pomeriggio di ieri, squadre dei vigili del fuoco di Messina ed Enna sono al lavoro per la rimozione dei massi e la messa in sicurezza. La massa di fango e detriti ha travolto un furgone che era fortunatamente vuoto. Non ci sono feriti, ma resta alta l'allerta in tutta la zona. Adesso andiamo a Catania, perché dopo la pioggia le strade sono piene di buchi e ovviamente attenzione per automobilisti, pedoni e motociclisti. Il servizio di Tonino De Mana. Sono scansati uno e ne ho presi 4. Come dare torto a questo automobilista che si sfoga al volante mentre percorre la martoriata via 6 aprile? Al di là del maltempo e quindi della pioggia, che sicuramente aggrava un quadro già critico, Catania fa i conti con le buche stradali che somigliano sempre più ai crateri dell'Etna. Ci sono le strade proprio tutte con i buchi, forati, crateri, è allucinante. Attenzioniamo a questa cosa, signor Sindaco. Ho rotto la macchina. Se non stai attento cadi e non sai se ti rialzi. Quante volte sei caduto? Tante volte, abbastanza. Situazione critica anche in piazza Galatea, dove le buche sono in agguato, per non parlare delle pozzanghere, autentici laghi che costringono i passanti a salti ed acrobazie per evitare di finire in acqua. E sott'acqua si finisce in via Palermo, dove raccogliamo lo sfogo di questo residente. La situazione è molto grave, io non posso più rientrare a casa, l'acqua è alta quasi quando un piede. E si punta il dito contro la mancata pulizia dei tombini, come dimostra quest'immagine. Sulle strade Groviera di Catania interviene l'assessore comunale alle manutenzioni Giovanni Petralia. Dopo le piogge in campagna spuntano i funghi, in città spuntano le buche. Purtroppo è così, ogni qualvolta ci sono delle condizioni meteo particolari con piogge intense i nostri manti stradali subiscono gravi danni. Fortunatamente già da qualche giorno abbiamo, in sinergia con il sindaco, deciso di organizzare delle squadre e concentrarle tutte sulle attività di colmatura delle buche. A macchie di leopardo, squadre delle manutenzioni sono impegnate negli immancabili rattoppi. Qui siamo in corso Indipendenza, ma rattoppi sono stati effettuati anche sulla circonvallazione in un tratto asfaltato di recente, segno evidente che qualcosa non funziona. Non andrà in carcere Antonello Montante, l'ex presidente di Confindustria Sicilia, coinvolto nell'inchiesta per corruzione. Con il concordato in appello la pena è stata ridotta e, tenuto conto del periodo già scontato in detenzione, potrà accedere alle misure alternative. Ci spiega tutto in questo servizio Rita Cinardi. Eviterà il carcere Antonello Montante, l'ex presidente di Confindustria Sicilia, finito sotto processo per corruzione. Con un concordato in appello la pena è stata ridotta a 5 anni e 10 mesi, ma tenendo conto del periodo già scontato scenderà sotto i 4 anni, consentendo l'accesso a misure alternative alla detenzione. Montante era stato condannato a 14 anni in primo grado, poi a 8 in appello. La Cassazione aveva però annullato parte della sentenza, escludendo le accuse più gravi e disponendo un nuovo processo per rideterminare la pena.
Nel frattempo l'imprenditore si era costituito nel carcere di Bollate a Milano per poi essere scarcerato in attesa del nuovo giudizio. Da qui la scelta del concordato. L'inchiesta aveva fatto emergere un sistema di presunti condizionamenti su politica e amministrazione, oltre a un'attività di raccolta di informazioni su avversari. Riduzioni di pena anche per altri imputati, l'ex capo della Security Diego Di Simone e il poliziotto Marco De Angelis, con pene sotto i 3 anni e revoca dell'interdizione dai pubblici uffici. Arrestato a Fiumefreddo di Sicilia nel catanese Maurizio Motta, esponente della cosca mafiosa catanese dei Mazzei, condannato a 13 anni e 10 mesi di carcere, latitante da gennaio. Il servizio di Simona Mazzone. La sua latitanza è durata soltanto 3 mesi. I poliziotti già da tempo sulle sue tracce lo hanno scovato in un nascondiglio a Fiumefreddo di Sicilia. Per Maurizio Motta si sono aperte le porte del carcere dopo la sentenza emessa l'8 gennaio scorso che lo ha condannato a 13 anni e 10 mesi per associazione mafiosa e per altri reati. Da quel giorno Motta, 57enne esponente del clan Mazzei, si era reso irreperibile. Ma gli agenti della squadra mobile della questura di Catania, grazie al supporto tecnologico dei colleghi in forza alla centrale operativa, sono riusciti a scoprire dove si nascondeva e lo hanno arrestato, notificandogli l'ordine di esecuzione della pena emesso dalla procura di Catania. I poliziotti, dopo essere riusciti a individuare l'appartamento dove il latitante si nascondeva a Fiumefreddo, hanno circondato lo stabile e hanno fatto poi irruzione all'interno della casa. L'uomo, che non ha opposto resistenza durante il blitz, è stato trovato in possesso di una patente di guida falsificata e di carte di credito sulle quali sono in corso accertamenti. E al vaglio della procura di Catania la posizione del proprietario dell'immobile dove il condannato è stato trovato e catturato. E si trovava nel carcere di Torino il 62enne Bernardo Pace, che si è tolto la vita in cella. Era stato condannato a gennaio a oltre 14 anni nell'ambito del processo Idra sull'alleanza tra Camorra 'Ndrangheta e Cosa Nostra, e per il quale aveva cominciato a collaborare con gli investigatori. Per questo potrebbe essere aperto un fascicolo tecnico per istigazione al suicidio. Escavatori e ruspe in azione per sradicare i bancomat tra Comiso e Acate. Nel Ragusano svaligiata anche una gioielleria e 2 sportelli appunto automatici. Il servizio di Veronica Barbarino. Notte di paura nel territorio eparino, dove 2 distinti episodi criminali hanno colpito Comiso e Acate, lasciando dietro di sé danni e preoccupazione tra i residenti. 2 i furti. Il primo si è registrato intorno alle 3:30 del mattino a Comiso, quando il forte rumore di un escavatore ha svegliato i residenti della zona. I malviventi con il mezzo pesante hanno sfondato la vetrina e la saracinesca di una gioielleria, ma nonostante la devastazione si sono dati alla fuga, senza riuscire a entrare all'interno del negozio. Uno shock per il proprietario dell'attività, che ha accusato un malore che ha reso necessario l'intervento dei sanitari del 118. Poco lontano, mezz'ora dopo, intorno alle 4, un secondo colpo veniva messo a segno. Questa volta ad Acate, dove un gruppo di 4 persone, uno dei quali armato, ha preso di mira gli sportelli ATM della banca Unicredit. Anche in questo caso i malviventi hanno utilizzato una ruspa per tentare l'assalto. Secondo una prima ricostruzione, il comando avrebbe pianificato nei dettagli la fuga, utilizzando diversi mezzi. Si contano infatti 4 automobili e un furgone, con cui si sono dileguati rapidamente in direzione del castello di Biscari. Per rallentare le forze dell'ordine, i criminali hanno bloccato la strada tra Vittoria e Acate con un mezzo pesante. Questo ha provocato un incidente che ha coinvolto una pattuglia dei carabinieri diretta sul posto. I militari fortunatamente hanno riportato solo lievi ferite. Le indagini sono attualmente in corso. Gli inquirenti stanno analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza delle 2 zone nel tentativo di identificare i responsabili di una notte che ha scosso l'intero territorio. Ancora a Catania le Fiamme Gialle hanno sequestrato in 2 distinte operazioni 11.000 capi e accessori contraffatti con falsi marchi e false griffe di alta moda. Il servizio di Simona Mazzone. Gucci, Louis Vuitton, Tommy Hilfiger, Guess, Yves Saint Laurent, Prada, marchi griffati a volontà, borse e oggettistica come gli originali, ma era tutto falso. La Guardia di Finanza di Catania in 2 distinti interventi ha sequestrato oltre 11.000 capi e accessori di abbigliamento contraffatti. Nel primo caso i controlli hanno riguardato alcune bancarelle in centro storico, nella zona di Corso Sicilia, che occupavano gran parte di un marciapiede. Alla vista
dei finanzieri il gruppo di ambulanti è fuggito, disperdendosi tra la folla della fiera cittadina. I militari hanno sequestrato borse, cinture, portafogli e maglioncini riportanti marchi contraffatti, oltre a circa 150 CD e DVD pirata di album musicali e film attualmente proiettati nelle sale cinematografiche. Una seconda operazione ha riguardato un deposito nella zona commerciale di Mister Bianco, appartenente a una società amministrata da una cittadina cinese, dove le fiamme gialle etnee hanno trovato oltre 10.000 capi d'abbigliamento con marchi contraffatti riferibili a noti brand di alta moda. Anche qui tutti i prodotti sono stati sequestrati, mentre il rappresentante legale della società è stato denunciato. Adesso andiamo a Messina, dove c'è stata una fiaccolata per ricordare Daniela Zinnanti, vittima di un femminicidio per le violenze subite dall'ex compagno, che poi l'ha uccisa con 30 coltellate. Il servizio di Francesco Triolo. Prima il funerale, le lacrime, le parole forti della figlia Roberta. Prometto che ti darò giustizia, andrò avanti in tuo onore, ha detto. L'abbraccio della città all'uscita della bara dal Duomo. Poi in serata il silenzio, il cordoglio, con una fiaccolata a Piazza Duomo. Così Messina ha ricordato Daniela Zinnanti, la cinquantenne uccisa il 10 marzo dall'ex compagno. Candele accese, fiori e striscioni, Messina insieme contro il femminicidio. E un abbraccio commovente, una presenza muta, tutti in piazza, tutti uniti nel ricordo. C'è ancora la figlia, Roberta, con la foto incorniciata della madre stretta tra le mani. C'è il nipote, accanto a loro le associazioni, gli amici, i cittadini che vogliono dire no, ancora una volta, alla violenza sulle donne. Parlano le associazioni, sullo sfondo del sagrato una grande immagine di Daniela sorridente, a terra, la scritta, libere di vivere, non di morire, quello che Daniela Zinnanti non ha potuto fare. E adesso ritorniamo a Catania, perché insomma c'è delusione in città dopo essere rimasti fuori dalla corsa, ormai al fotofinish, per il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2028. Il servizio di Desiree Ferlito. Catania sfiora il sogno e resta a mani vuote. La città etnea non sarà Capitale Italiana della Cultura 2028. Una corsa entusiasmante, un progetto ambizioso, ma il traguardo sfuma all'ultimo metro. Ad aggiudicarsi il titolo è la città di Ancona. Facciamo i complimenti al capoluogo marchigiano, seppur convinti della completezza del dossier proposto da Catania, che deve riprovarci. Il commento del presidente della regione Schifani. Gli auguri ad Ancona arrivano anche dal sindaco di Catania Enrico Trantino. Il percorso intrapreso non si ferma. La candidatura non era un punto di arrivo, ma un metodo che intendiamo portare avanti con determinazione. Un dossier capace di raccontare una città viva, pronta a scommettere sulla cultura come leva di sviluppo, sulla rigenerazione urbana e sui giovani. Un progetto che aveva acceso entusiasmo tra istituzioni, associazioni e cittadini. Non è bastato nemmeno l'appello dello showman Fiorello, testimonial illustre della città etnea. E tra le riflessioni, la ragione della sconfitta. Potrebbe aver pesato anche l'esperienza recente di Agrigento, designata Capitale Italiana della Cultura 2025, ma segnata da difficoltà e criticità nell'attivazione dei progetti. Resta comunque la consapevolezza di aver acceso un riflettore nazionale su Catania, sulle sue potenzialità e sulle sue bellezze. Adesso la sfida è non spegnere quell'energia e Catania ancora una volta dovrà dimostrare di saper ripartire. E adesso parliamo dell'iniziativa del Sicilia Express, che ritorna a Pasqua con il nuovo treno dedicato e destinato a chi vuole fare il ritorno in Sicilia ma non può a causa del caro voli. Il servizio di Manlio Viola. Torna per il secondo anno consecutivo il Sicilia Express di Pasqua, il treno speciale promosso dalla regione siciliana insieme a treni turistici di Trenitalia per il rientro dei siciliani che vogliono trascorrere le feste in famiglia, un modo per contrastare il caro biglietti che non riguarda soltanto gli aerei. Mentre a Natale sono stati 2 i treni, a Pasqua sarà un solo convoglio con partenza da Torino Portanuova il 2 aprile e ritorno dalla Sicilia verso il nord il 7 aprile. Per garantire il convoglio con prezzi calmierati e con intrattenimento
mantenimento a bordo, la Giunta regionale ha stanziato 153.400 euro di finanziamento. Il treno partirà da Torino Porta Nuova alle 11.50 di giovedì 2 aprile e dopo aver toccato le principali città del nord e del centro del paese arriverà a Messina alle 8.45 di venerdì 3 aprile. Da lì si sdoppierà. Alcuni vagoni proseguiranno verso Palermo dove giungeranno alle 12.05, altri verso Siracusa dove l'arrivo è fissato alle 12.30. I posti disponibili sono 550. Il costo dei biglietti parte da 29,90 euro secondo la tipologia dei posti. La vendita comincerà domenica prossima 22 marzo. Il Sicilia Express è pensato per consentire ai passeggeri non soltanto di affrontare il viaggio, ma di vivere un'esperienza che li accompagni già dal momento della partenza verso casa. Allora, prima di chiudere, a proposito dei trasporti, diamo una notizia che riguarda tutti. Si tratta del taglio delle accise, quindi insomma la diminuzione del carburante. Il decreto legge varato dal Consiglio dei Ministri introduce, ha detto la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, 25 centesimi al litro sul prezzo dei carburanti. Quindi a breve dovrebbe esserci questo sconto che darà un po' di respiro a tutti coloro che ovviamente si servono del carburante per l'auto e i trasporti. Ci fermiamo, una piccola pausa, subito dopo il calcio. Ancora ben trovati nella seconda parte del nostro telegiornale. Apriamo la pagina del calcio, partiamo con il Palermo che ieri sera ha pareggiato per 2-2 al Barbera, deludente pareggio contro la Juve Stabia, prestazione incolore per la formazione siciliana che non approfitta del passo falso, o meglio del pareggio del Monza per agganciarlo o avvicinarlo in classifica. Il servizio di Marco Gulla. Cortocircuito, il Palermo al Barbera non riesce a mettere dentro la 10ª vittoria consecutiva in casa. Contro la Juve Stabia finisce 2-2 e i rosanero sciupano la grande occasione di accorciare verso il Monza che ieri ha pareggiato a Reggio Emilia. Nel turno infrasettimanale il Palermo quindi arresta ulteriormente la sua corsa dopo la debacle di Monza. Una vittoria avrebbe riacceso la speranza di promozione diretta e invece adesso la formazione di Inzaghi rischia di vedere scappare anche il Frosinone che se dovesse battere oggi il Bari andrebbe a più 4 sui siciliani. Una partita rocambolesca quella di ieri sera. Il Palermo è apparso flaccido e con poche idee, senza quel carattere che Inzaghi ha tanto elogiato in queste ultime settimane. Andiamo alla cronaca. Al nono Okoro viene atterrato in aria da Ioronen in uscita e il direttore di gara segna calcio di rigore dal dischetto. Leone fa 0-1. Il Palermo senza Ranocchia arranca, gioca a rallenti, i campani invece vanno di ripartenza. Al 40° rosanero però vicini al pareggio, il colpo di testa di Segre quasi dal limite dell'area si infrange sull'incrocio dei pali. Inzaghi nella ripresa mette dentro l'Eduaron, la squadra inizia a girare meglio. Al 60° fallo di Confente su Bani, l'arbitro viene richiamato al VAR e assegna calcio di rigore che poi Ampalo trasforma con freddezza. 1-1. L'inerzia cambia, dopo pochi minuti Ceccaroni colpisce la traversa ma trova pronto Bani che con un tap-in vincente di petto fa 2-1. Cambia tutto, ma non è finita. Il Palermo appare fragile in difesa e così Mosti, lasciato tutto solo, la mette al volo sul secondo palo per il 2-2 definitivo. Doccia gelata per il popolo del Barbera nel finale. L'assalto rosanero non porta a nulla, un pari amaro per la banda di Inzaghi. Adesso parliamo del Catania che oggi ha presentato William Viali, il nuovo allenatore, che è stato appunto presentato con la dirigenza rossazzurra. Ha parlato del calcio che vuole e diciamo di come vuole vedere la squadra per il finale di stagione e in vista dei play-off. Servizio di Marco Carli. Gavetta, quella che ha fatto in carriera, ed elasticità nella sua interpretazione del calcio. Sono le due parole che caratterizzano William Viali nella conferenza stampa di presentazione in cui è stato accompagnato da Grella, Zarbano e Pastore. L'allenatore non guarda le scadenze di contratto che lo legano al club fino al giugno 2027. Onestamente non sono in cerca di un contratto, sono venuto qui per sognare. Questo è il mio obiettivo. Pretendo dai miei calciatori, perché ce l'ho io, una grande ambizione. Per me il Catania calcio sono questi 3 mesi.
La dirigenza parla della scelta su Toscano, maturata nel tempo e non nell'ultima partita. Poi si torna a Viali, la difesa a 4 è nelle corde del tecnico, ma Cosenza ha giocato a 3. Quello che gli chiede anche la dirigenza è un gioco propositivo. Che è un po' la mia caratteristica, delle mie squadre, di quello che faccio normalmente nella mia metodologia, una cosa che a me piace, e perché credo che questa squadra abbia un potenziale offensivo di un livello altissimo per questa categoria. La corsa di Viali è incominciata, l'obiettivo sono i play-off. Io sono un allenatore molto elastico nei numeri, cioè mi piace che i miei calciatori sappiano muoversi molto dentro il campo per mettere in difficoltà l'avversario e cercare di avere una fluidità di gioco più semplice. Tutti sanno e devono sapere che quando vengono a Catania in Serie C, per la storia, per i nostri tifosi, bisogna competere per vincere, questo è assodato. Ma non deve essere un assillo, perché l'assillo può portare anche a limitare le prestazioni del singolo. In chiusura vi diamo una notizia che riguarda la Lega Pro, che ha ufficializzato le date dei play-off e dei play-out per la stagione in corso. Si comincerà il 3 maggio con il primo turno della fase a gironi, si concluderà questa fase dei play-off e play-out il 7 giugno con la finale di ritorno. Il Catania, chiudendo in seconda posizione, che è il posto che attualmente occupa in classifica, entrerebbe in scena il 17 maggio nel secondo turno della fase nazionale. L'andata sarà in trasferta, il ritorno si giocherà in casa. Adesso ci fermiamo per l'ultima pausa prima di chiudere questa edizione del TG. Allora, entriamo in diretta, non ci sono aggiornamenti dell'ultima ora, dunque non ci resta che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima edizione di TG Sicilia domani. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata a tutti.